Allora, con Tatiana Dal Santo, vicepresidente delle vetrine del centro. No, grazie. Lei, Tatiana, gestisce una tabaccheria e articoli da regalo. Quali sono i problemi dei commercianti in questo periodo? Perché è facile fare il lockdown, sarà difficile ripartire. Allora sarà molto difficile ripartire e i problemi dei miei colleghi, a differenza mia che sono rimasta aperta, è proprio l'inoperosità, nel senso che non c'è stata la possibilità di continuare a effettuare il proprio lavoro. Nel mio caso ho tenuto aperto perché comunque avevo la possibilità di farlo e noi diamo anche come tabaccheria un servizio, ma logicamente gli incassi non ne valeva la pena, quindi sono solidale nei confronti di coloro che tuttora sono chiusi e auspico che riaprano quanto prima, anche perché si lavora tutti quanti in sicurezza, io per prima, mascherina, guanti, gel igienizzante, e tutti i miei colleghi che sperano appunto che nei prossimi giorni di poter riaprire le loro botteghe si stanno adoperando affinché ci sia il top della sicurezza per gli utenti. Quindi noi siamo qui oggi, io in solidarietà e gli altri, per manifestare il diritto al lavoro. E questo è certo, perché è il 1° maggio, quindi c'è il lavoro anche delle partite IVA, delle attività come le vostre, Certo. giustamente. Ma quali sono i problemi? Facciamolo capire anche a chi gestisce il mondo della politica, delle amministrazioni, eccetera, anche a livello nazionale. I problemi dei piccoli commercianti è che le spese corrono, ma non ci sono le entrate. Facciamo un po' di esempi. Ad esempio, cosa corre? Allora corrono le bollette di tutti i tipi, quindi acqua, luce e gas, corrono comunque le spese quotidiane, corrono i finanziamenti che ogni commerciante ha, c'è l'ansia per chi ha dei dipendenti che logicamente non hanno ancora avuto la cassa integrazione e quindi logicamente diventa difficile sostenere la famiglia, e quindi c'è tutto un insieme di problematiche che non lavorando non si possono comunque supplire, quindi mezzi dallo Stato ne sono arrivati gran pochi, anche i finanziamenti non sono a fondo perduto, quindi praticamente ci indebitano ancora di più, e quindi insomma è un po' tutto quello che sta succedendo che si rivolta contro le piccole attività. E quindi significa andare in rosso, significa non riuscire più a gestire l'attività e a dover chiudere, tra l'altro senza paracaduti sociali, diciamo così. Esatto, il Perché rischio, 600 euro 600 per un affitto euro in centro storico storico, proprio è impensabile. Il problema appunto è questo, la paura di non poter più riaprire, e se veniamo a mancare noi che siamo in prima linea, che siamo coloro che mantengono la sicurezza, che mantengono le luci accese, che danno vita soprattutto nei centri storici ma anche al di fuori. Io me ne sono accorta in questo periodo qui che praticamente dove ho l'attività io eravamo in 3 negozi e lì si è rischiato veramente, c'era paura, quella poca gente che usciva aveva paura e io per prima avevo paura di tenere l'attività aperta, tanti pomeriggi sono stata costretta a chiuderli, quindi è proprio, noi serviamo anche come deterrente della microcriminalità. Quindi il timore è proprio che con queste chiusure che si stanno prolungando, a mio avviso senza senso, è proprio che i miei colleghi, ma anch'io sono a rischio logicamente, non si possa più riaprire perché le spese sono veramente onerose. Ecco, qualche segnale c'è, diciamo che quelli che sono messi peggio sono i bar e i ristoranti, che si parla di giugno e per loro sarà un po' difficile se veramente si va a giugno, no? Sì, allora sicuramente quelli più penalizzati sono bar, ristoranti e estetiste, dove però io vedevo anche prima del lockdown tutti si erano messi a norma, perché noi per prima commercianti, avendo bisogno di lavorare, siamo i primi a metterci in sicurezza noi ma soprattutto i nostri clienti, quindi le entrate contingentate ci sono. La maggior parte della gente usa mascherina e guanti o gli igienizzanti, quindi
saremo noi per primi appunto ad attenerci alle regole dell'ordinanza che è stata fatta e quindi non vedo motivo per il quale non si debba per forza riaprire. Allora oggi è il 1° maggio, speriamo bene nel giro di 1-2 settimane di poter riaprire tutti, giusto? Sì, io me lo auguro nel più breve tempo possibile, proprio perché appunto abbiamo bisogno di far ripartire quella che è la vita dell'Italia, cioè le piccole attività. Grazie.